La città si tinge in autunno e in primavera di un colore speciale. Lo scoprì per caso quell'anno in cui il freddo arrivò improvviso. Nel giardino era solo un ricordo il profumo delle fresie. Già il vento d'ottobre disperdeva le foglie della vite americana, sbiadite come petali di ceneri. I gelsomini notturni poi germogliarono in ritardo, avevano lasciato passare la loro stagione e a metà del mese piccolissimi fiori maturavano con lentezza. In un amaro crepuscolo dell'estate di San Martino feci appena in tempo a sentirne il profumo. Poi novembre li bruciò e non rimase di essi neanche il seme. Ogni colore si spense nei toni del grigio e mentre l'autunno avanzava presi la consuetudine di andare al porticciolo di Marina Piccola per ubriacarmi di vento e di malinconia. Sceglievo spesso per le mie passeggiate solitarie il molo più lungo ed esterno, quello che si inoltra in mare aperto, offrendo il fianco al frangersi continuo delle onde gonfie. Sentivo di somigliare a quel molo, forse a causa dei sogni che erano salpati dalle mie braccia senza fare ritorno, o forse per l'abitudine dei commiati. L'ultimo mi aveva lasciato le labbra stanche, rassegnate e ostili alla parola. Così me ne andavo sola in quella stagione spettrale, meditando su ciò che avevo perduto. Finché un giorno mi imbattei in una grazia. Era un crepuscolo nuvoloso. Con passo rallentato dalla stanchezza venivo giù lungo la banchina, accompagnata dal canto del vento tra il sartiame delle barche e dal verso dei gabbiani. L'aria era umida, attraversata dall'odore delle alghe spiaggiate. Mentre lasciavo a destra il molo interno, col suo piazzale a martello, una voce maschile ammonì. Si allontana dai moli. Viene il giorno che non si riesce a tornare. Mi voltai. L'uomo trafficava intorno ad un braciere ricavato da un mezzo fusto arrugginito. Ogni volta che vi gettava piccoli ciocchi o sterpi, le scintille salivano a nugoli, rivelando lineamenti gradevoli e sguardo intenso. Mi dia retta. Quando si sente così, lasci perdere i moli, si volti e vada altrove. Passeggiare a braccetto con la bufera può essere pericoloso. La voce era profonda. Sentirmi così, come? Mi fissò senza rispondere. Strinsi le spalle. Sono qui. Pericolo scampato. Sbaglia. Questa città è tutta un lungo molo proteso. Le ombre si infittivano intorno a quel palpitare di fiamme. Che vuol dire? Incalzai. Il suo sguardo si spostò lentamente dal mio viso alla curva del golfo che spalancava l'orizzonte ancora chiaro alle mie spalle. Ogni città di mare ha le sue storie, ma Cagliari ne ha una singolare. Conosce la leggenda di Portusalis? Scossi il capo. Da questo porticciolo un tempo salpavano le chiatte cariche di sale, laggiù, precisò, accennando in direzione del promontorio. È esistito per secoli e fino a 150 anni fa un molo di legno chiamato la Via Grigia. Perché quel nome? Sorrise. A causa, credo, dei carri che lo percorrevano portando il sale, che perdevano tutti lungo il cammino un poco del loro carico. Il sale non raffinato ha in effetti quel colore. Evocando quei tempi antichi, indicava nel buio luoghi che non esistono più o che non conservavano lo stesso nome di allora. Là in fondo c'è la distesa delle Saline, da quella parte invece si trovava la chiesa di Santa Maria de Portusalis, intorno alla quale si raccoglieva Bagnaria, una manciata di case e di mattoni crudi dove viveva umile gente che cominciava la sua esistenza tra il sale e tra il sale la concludeva. Così prese a raccontarmi della sera in cui, tanto tempo fa, il vento con il suo corteo di demoni errabondi e di presagi pareva volesse entrare a dir messa perché scompigliò le gonne delle donne e spense tutte le candele della chiesa.
Finita la funzione, il prete chiamò dal sagrato alcuni uomini per aiutarlo a chiudere il portone. Nel mentre cominciò a piovere. Fu in quel momento che, bianco come il gesso, il giovane Luiso sbarrò lo sguardo. Uno degli uomini, di nome Pedro, mise una mano sulla spalla del ragazzo. Lui trasalì e, puntando l'indice tremante sulla piazza, affermò con voce rauca che stava passando Sarreola, la processione dei morti. Gli spettri grigi con i ceri spenti in mano la vedevano tutti, o solo lui la vedeva? Gli uomini scuotevano il capo. Non la vedeva nessun altro che lui. In tal caso, addio, perché quella notte stessa Sarreola se lo sarebbe venuto a prendere, come era capitato a suo padre 3 mesi prima. Sopraffatto dalla malinconia, si lasciò cadere sui gradini col capo tra le mani, chiedendo che lo lasciassero lì, che non aveva il coraggio di dare la notizia a sua madre, povera donna, che non aveva altri che lui al mondo. Alla fine Pedro e gli altri riuscirono a convincerlo che era più dignitoso morire a casa propria piuttosto che sotto la pioggia come un cane, e accompagnarono l'orfano a dormire.